Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Quest'oggi ci catapulteremo nuovamente insieme al nostro caro Vanelgen, tenuta da camionista, sull'asfalto, pronto per una nuova avventura di trasporto, al fine di guadagnare innumerevoli soldini per la nostra azienda, che a quanto pare ha riaperto i battenti con circa 40.000 euro in cassa. Ho ricominciato la carriera in single player ed ecco perché in questi ultimi giorni, settimane, non sono riuscito a caricare alcun gameplay, però quest'oggi siamo tornati più carichi che mai. Allora, diamo un'occhiata intanto alla nostra statistica di esperienza guadagnata in questa carriera. Come potete vedere siamo riusciti a guadagnare innumerevoli punti esperienza che saranno fondamentali per puntualizzare le nostre abilità, che come potete vedere ci sono state già assegnate. Per quanto riguarda invece la nostra sezione offerte di lavoro, ancora non abbiamo un camion vero e proprio per rendere la nostra azienda indipendente, però lo faremo a breve, magari questa volta trasportando qualcosa di più competente. Magari un bel viaggetto dalla Francia alla Svizzera potrebbe farci comodo, un bel carico di mobili pagato a fior, come si dice di solito, pagato molto bene, profumatamente, dalla Francia alla Svizzera, magari passando il confine, a 3.970 euro, molto bene, 15,21 euro a chilometro, ed è un carico abbastanza interessante. Potrebbe essere anche interessante questo bel serbatoio, sempre lo stesso tragitto. Vediamo un po' ragazzi, serbatoi e mobili non li abbiamo mai trasportati, però potrebbe essere anche importante questo bel serbatoio, è anche una consegna, un trasporto eccezionale, potremmo prendere qualche soldino in più per il bonus. Quindi con questo bel livedo ci lanciamo immediatamente sull'asfalto, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare quest'oggi. Come vi ho detto, non sono riuscito a caricare il gameplay in queste ultime settimane appunto per la carriera, per ritornare al punto dove ci eravamo fermati. Ed eccoci qui sotto questa atmosfera bollente, anzi più che bollente, congelante. Abbiamo un bel po' di pioggia dinanzi a noi, guardate che figo questo bel livedo che abbiamo di fronte, molto ben accessoriato. Ah, ecco la radio ragazzi, visto che innumerevoli persone mi hanno domandato come si utilizza la radio, adesso vi farò proprio vedere come si fa. Allora, innanzitutto dovete andare nella cartella documenti del gioco, come dice qui, metti la musica in Euro Truck Simulator 2 Music nella cartella documenti e la ritroverai qui. Prendete i file audio, i file musicali della vostra musica che intendete ascoltare durante il viaggio e li mettete in questa cartella, in modo tale che li ritroverete in lista qui e avrete la possibilità di ascoltarli con gli eventuali tasti qui in basso. Perfetto. Allora, dopo aver puntualizzato questo, vediamo un po' di accendere il nostro motore. Perfetto, ottimo. Vediamo innanzitutto di attivare i nostri petaggi cristalli e ci dirigiamo immediatamente ragazzi dalla nostra cittadina francese in Svizzera in compagnia di questo bel livedo. Accendiamo le luci ragazzi, che è molto pericoloso guidare senza le luci, lo sapete molto bene, l'ultima volta come ci è finita ci siamo presi una bella multa. Attenzione, partiamo, ottimo. Allora, abbiamo ben 238 km da affrontare, giriamo a destra, usciamo dal centro cittadino della nostra cittadina francese, stiamo partendo dalla Francia mi sembra, diamo un'occhiata. Sì, dalla Francia stiamo partendo, attenzione al nostro semaforino davanti a noi, ottimo, pronti alla partenza ragazzi, via, partenza alla Fast and Furious, mamma mia, sì, proprio Fast and Furious con questo camioncione che avrà sì, no, 320 cavalli sotto. Allora, 3 ore e 50 approssimate per il raggiungimento del nostro obiettivo, benissimo, attenzione, speriamo che questa pioggia smetta. Arriveremo sì e no alle 4 del mattino, più che 4 del mattino all'alba, stiamo partendo a luna di notte, quindi un bel viaggetto notturno che era davvero tanto tempo che non ne facevo. Devo riprendere la mano con questo genere di game e stare un pochino più calmo, perché di solito in questi ultimi giorni mi sono specializzato ragazzi molto su Formula 1 2012. A proposito di questo concetto volevo dirvi che il gameplay di Formula 1 2012 arriverà appunto nella prossima settimana, perché come vi ho detto appunto nel video precedente sto effettuando le prove libere a Valencia, il Gran Premio di Europa, e quindi al fine di ottenere un assetto completamente prestazionale per guadagnare innumerevoli punti nella nostra carriera ci sto perdendo tanto tempo e voglio che il video esca un pochino più avanti, nel momento in cui sarò completamente padroneggiante del circuito. Benissimo, attenzione che dobbiamo girare a destra, diamo un'occhiata al cartello indicatore, ok, Bern, Zurigo, perfetto, attenzione, dannazione, un pochino di aderenza la stavo per perdere, stavo per finire fuori strada. Guardate che bellissimo questo cielo stellato, mamma mia, soprattutto si mette in tinta con il nostro camioncione. Allora, le indicazioni dicono che per Zurigo, per la Svizzera si va da questa parte, benissimo, cerchiamo di affrontare nella maniera adeguata questa bella rampa, utilizzando soprattutto le marce di trazione. Diamo un'occhiata ragazzi fuori dal finestrino come veri e propri camionisti, ok, non c'è nessuno,
passiamo, immettiamoci in questa bella autostrada, pronti a macinare 200 km di pieno rettilineo. Ok, vi dicevo, il Gran Premio di Formula 1 arriverà nella prossima settimana perché cercherò di guadagnare innumerevoli posizioni in classifica e soprattutto in qualifica, visto che è molto importante partire con un buon tasso di anticipo. Si tenta adesso il sorpasso all'esterno, ragazzi, in 10ª marcia questo ragazzone. Come siamo, amico mio? Quest'altro bellivedo che sta trasportando qualche cosa di importante. Guardate però che figa l'autostrada di sera, non avevo mai fatto un viaggio notturno su un'autostrada del genere. Meno male che ha smesso di piovere, possiamo eliminare questi tergicristalli che ci prendono per pazzi. Se c'è qualcuno qui che sta urinando nell'erba si mette a ridere, quindi attenzione. Ok, vediamo innanzitutto le caratteristiche principali del nostro trasporto. Un serbatoio, adesso lo analizzeremo da una sorta di visuale prospettica dall'esterno. Limite massimo di velocità 100, quindi non abbiamo problemi. Mettiamo un po' il motore senza sforzo, 11ª marcia, facciamolo andare un pochino più piano. Attenzione, mettiamo il limite di velocità 80 km/h perché avete visto il limite, ragazzi, eccolo qui. Vediamo con un po' di abbaglianti se riusciamo a notare qualcosa. Qui c'è un cavalcavia, guardate che figa questa costruzione naturale, troppo figa. Ok, allora dobbiamo andare direttamente a Zurigo, perfetto, quindi un serbatoio, abbiamo 8 ore di tempo disponibile, una prossima sosta tra 10 ore, perfetto, informazioni che sono un po' superficiali. Per quanto riguarda i danni ancora non l'abbiamo danneggiato, per fortuna, e stiamo partendo con un po' meno di mezzo serbatoio. Vediamo innanzitutto se l'audio è impostato al massimo, ragazzi, perché io voglio sentire proprio il rombo del motore. Perfetto, è impostato tutto secondo le come possiamo dire, secondo le caratteristiche ideali. Perfetto, allora, vediamo un po', abbiamo 37.000 dollari, ragazzi, in questa 37.000 euro in questa nuova carriera, quindi ci specializzeremo sull'acquisto del nuovo camion nel momento in cui riuscirò a ottenere i soldi necessari, circa 100.000-130.000 euro. Cercherò di specializzarmi più verso un Valiant, ragazzi, adesso vedremo perché. Intanto si tenta il sorpasso all'esterno utilizzando questa doppia linea tratteggiata. Attenzione, anche questo BCP davanti a noi sarà un camion pieno di esplosivi. Mamma mia, vediamo un po' questo stronzetto. Vuoi correre, ragazzo mio? Vuoi giocarti il libretto del tuo veicolo? No, a quanto pare siamo molto veloci, 90 km/h. Abbiamo anche delle luci a bordo strada, probabilmente ci indicheranno qualche problemino. Intanto una sezione di trafori montanari, eccoli qui, ragazzi, guardate che fighi. Vi dicevo, sono intenzionato ad acquistare un Valiant piuttosto che un Iveco come la carriera precedente, perché ho visto che ci sono dei rapporti qualità-prezzo in questo periodo davvero notevoli. Ci sono dei camion a 720 cavalli, dei camion che hanno una ripresa e un'accelerazione mostruosa, perché ovviamente i cavalli sono intesi come possiamo dire potenza nel senso di accelerazione e trazione, perché la velocità massima è limitata a 90 km/h. Avete l'esempio qua del nostro camioncione Iveco. E come vi volevo dire, mi specializzerò sull'acquisto di questo camion e infine vedremo un po' di come andrà avanti la nostra azienda. Intanto si cercano di affrontare queste belle chicane in questo territorio montanaro, probabilmente dell'Austria, anzi della Svizzera. Stiamo per arrivare a Bern, ragazzi. Qui fanno un cioccolato che è magnifico, vediamo se riusciamo a prenderne una fetta nel momento in cui saremo un po' liberi con il nostro camioncione. Allora, vediamo un po', ci sta passando qualcuno all'esterno, un Aston Martin, quello sarà 007, ragazzi, che sta correndo come un dannato. Vediamo se riusciamo a beccarlo, ma a quanto pare il nostro camion più di così non fa. 2 di notte. Sarebbe stato molto bello se avessimo avuto all'interno di questo camioncino una specie di radiolina per parlare anche con gli altri camionisti, perché è solito ai camionisti avere una radio del genere per comunicare. Ovviamente si mettono nella stessa frequenza e hanno la possibilità di comunicare. Vediamo cosa c'è qui intorno. Allora, Bern, dobbiamo andare sempre dritto per Zurigo, visto che la nostra meta, se non sbaglio, è Zurigo. La ditta si chiama Postped. Ok, i prossimi trasporti, ragazzi, che vorrò effettuare sono soprattutto nelle merci puntuali da consegnare, in modo tale che abbiamo un vero contatto con il tempo, in modo tale da avere una sorta di sfida molto più accentuata. Qua ci sono dei banditi che hanno rapinato un furgone. Qua che cosa abbiamo? Un'uscita alla destra, vediamo un po'. Perfetto, attenzione che qui ci devono dare ci danno la precedenza, molta attenzione. Ok, attiviamo un attimo gli abbaglianti perché proprio non si vede una ceppa e meno male che ha smesso di piovere. Benissimo, andiamo avanti. Vediamo la temperatura, ragazzi, 15 gradi e qui fa molto meno di 15 gradi in queste festività natalizie, e proprio colgo l'occasione, ragazzi, per farvi gli auguri di un buon Natale e felice anno nuovo. Davvero, ho visto che qualcuno di voi mi ha fatto anche gli auguri, non ho avuto modo di rispondergli, ma tramite questo video, tramite questo gameplay di auguri, vi auguro un ottimo Natale, che lo possiate passare in piena felicità e armonia, e soprattutto anche un ottimo Capodanno, un ottimo anno nuovo. Dopo questo augurio ci auguriamo anche che riusciamo ad arrivare al termine, ragazzi, in completa illesi. Vediamo un po', abbiamo esaurito un po' di carburante, dannazione, speriamo di
beccare una bella area di servizio qui intorno in modo tale da ricaricarci un po' il serbatoio e fare un po' il pieno. Intanto qua nuovamente 007 che ci passa accanto. Amico mio, come stai? Neanche si ferma accanto a noi. Vediamo un po'. Allora, Zurigo sempre dritto, perfetto. Non avevo mai fatto un gameplay notturno e sono molto molto più intriganti perché uno deve stare sempre più attivo, molto più attento. Allora, guardate un po' del gran cellulare che siamo riusciti a procurarci qua vicino al nostro freno a mano. Vedete questa piccola manovella, dannazione, adesso forse no perché c'è tutta questa oscurità. Comunque ho scoperto che nel momento in cui abbiamo l'occasione, anzi l'emergenza di fermare il nostro camion con forza, possiamo attivare il freno a mano nel momento in cui non siamo in una strada curvosa oppure bagnata per fermarlo in maniera molto accentuata, però in maniera molto più pericolosa. Adesso vedremo un po' se capiterà una situazione del genere. Intanto si tenta il sorpasso, il nostro amico. Ehi, come stai, amico mio? Cerchiamo di fare due chiacchiere con il nostro caro trasportatore qui alla destra. Attenzione che non vedo più la strada, stavo per finire fuori pista. Allora, Milano, Zurigo, stiamo per attraversare il territorio italiano, passeremo solo di striscio, ovvero le Alpi le guarderemo solo di lato. Guardate però quanti trasportatori che abbiamo. Adesso andremo un attimo nella visuale prospettica esterna per dare un'occhiata quindi al nostro trasporto, perché ancora non l'abbiamo visto. Vediamo. Ragazzi, è una sorta di cisterna, una specie di recipiente che abbiamo nel retrofreno. Benissimo, 58 km all'arrivo, 56 minuti. Benissimo, qua abbiamo 80 km come massima velocità. Cerchiamo di rallentare un po'. Benissimo, aree di servizio ce ne sono da queste parti, dannazione. Allora, adesso probabilmente dovremo pagare le spese al casello, quindi stiamo molto attenti. Ok, molta calma. Per quanto riguarda la mia attività, ragazzi, nel periodo natalizio caricherò come al solito un gameplay al giorno, almeno ci proverò. Sto portando adesso avanti la campagna di Far Cry 3, come avete ben potuto vedere. Ho visto che vi sta piacendo abbastanza e di questo ne sono felice. Ho visto che anche Hitman Absolution vi sta piacendo molto, quindi continuerò ovviamente le campagne di questi due game e nel momento in cui le terminerò continuerò con la sezione multiplayer. Vedremo un po' di analizzarla in maniera adeguata. Comunque intanto diamo un'occhiata adesso a il cartello Stuttgart Zurigo, ancora sempre dritto per Zurigo. Comunque potete vedere che di notte il traffico è meno intensificato. Certo, alle 3 di notte vorrei vedere chi è che cammina qui a Zurigo con questo ghiaccio, 15 gradi che ci sono qui intorno. Ok, dobbiamo procedere sempre dritto. Vediamo se sono arrivate email. Ok, la banca che mi assidua sempre con i prestiti, che vogliono che mi faccia dei prestiti. Comunque non intenderò farli perché voglio guadagnarmi il mio camioncino con le mie forze. Ok, siamo, mi sembra, a qualche metro dalla nostra cittadina. Intanto adesso qualche curva pronta da affrontare con il nostro camioncione. Vedete un po' quei tratti di tornanti, vediamo un po' di affrontarli nella maniera adeguata. 300 metri l'uscita per Zurigo, ragazzi. Mettiamoci nella sezione in prima persona. Stiamo esaurendo il carburante, però molta attenzione. Eccoci qua pronti a entrare a Zurigo, ragazzi, a tutta manetta. Oddio, attenzione, non ci vedo un accidente. Ok, attenzione, attenzione, un po' di sterrato, troppo veloci siamo. Maledizione, bella, ce l'abbiamo fatta. Usciamo dall'autostrada, 80 km/h, ancora il limite massimo. Attenzione a non abbagliare qualcuno. Ok, 50 km, cerchiamo di rallentare. Oddio, oddio, si sta ribaltando, ragazzi. Avete visto? Non so se avete visto nello specchietto destro, si stava ribaltando addirittura il serbatoio di dietro. Mamma mia, meno male che pesava qualche 100 tonnellate quel coso di dietro. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po' di attraversare questo ultimo tratto in completa felicità. E non c'è nessuno. Che bello camminare a Zurigo di notte senza nessuno. Attenzione, oh mio Dio. Andare a 70 km/h, anzi 80 km/h in una strada curvosa con un camion del genere è davvero rischiosissimo, ragazzi. Attenzione, ehi, spostati. Mi metto pure a ridere quando suono il clacson di questo camioncione. Alla fine è come se suonassi una macchina degli anni 20-30. Cioè si mettono pure a ridere quelli che ascoltano il clacson. Ok, si gira a sinistra. Oh, dannazione, freniamo. Dannazione, speriamo che non ci hanno preso la multa. Vabbè, ma chi è il vigile che si mette alle 4 del mattino con una giornata piena che avrà l'indomani a prenderci la multa a noi? Ma dai, proprio cose inconcepibili. Allora, vediamo un po', perfetto. Dobbiamo solo girare a destra. Speriamo, ragazzi, di fare un bel parcheggio. È tanto tempo che non gioco a Eurotrack. Comunque parcheggi non me ne sono mai riusciti. Vedete un po' il carburante come ci sta terminando. Abbiamo una sola tacca. Siamo arrivati proprio in completa felicità, così come possiamo dire. Allora, vediamo un po'. Pronti a partire, ragazzi. Freno a mano inserito. Si alza la motrice principale. Intanto, maledizione, quel dannato, quella Volkswagen maledetta è riuscita a passarci. Non so, ma sto camion non ha trazione. Proprio sono troppo abituato con Formula 1, non ce la fa questo camioncione. Allora, vediamo cosa abbiamo qua a destra. La casa del pellegrino, vediamo un po'.
Ah, perfetto, questa è una sorta di luogo per la, come possiamo dire, per il riposo dei camionisti. Intanto noi ci facciamo adesso un bel giretto a sinistra. Ok, con calma, attenzione a non sbattere con questo bel serbatoio che abbiamo di dietro. Mamma mia, ok. Cerchiamo di procedere anche a destra, ragazzi, da questa parte. Attenzione, si prova l'entrata alla curva all'interno con il nostro camion. Cioè, attenzione a non buttare a terra il cartello dei 100 metri. Ecco qui la ditta. Oh, ops, freniamo. Troppo a lungo. Ed ecco che arriviamo direttamente alle 3 del mattino, anzi alle 4 del mattino, anzi molto in anticipo rispetto a quello che avevamo creduto, a quello che avevamo pensato. Adesso andiamo proprio alla porta, alla camera da letto del nostro datore di lavoro, gliela buttiamo giù a calci, lo facciamo scendere dal letto come se fosse davvero uno stronzetto e vediamo un po' quello che ci dice, vediamo se ci paga soprattutto, ragazzi. Ok, perfetto, molto bene, avanti, ok, per saltare le manovre di parcheggio e terminare. No, io voglio i punti bonus. Guardate che la ditta, ragazzi, Pop Speed, davvero molto conosciuta al mondo, una delle marche più famose al mondo, la Pop Speed. Ok, freniamo, ottimo. Vedete un po' il freno a mano che figo qui? Eccolo qua. Ok, proviamo ad andarci avanti. Allora, la solita teoria, ragazzi, gira a sinistra per andare a destra, gira a sinistra per andare a destra. Dai che funziona stavolta, dai che funziona, dobbiamo fare un bel parcheggio, una buona figura. No, frena. Allora, a destra per andare a sinistra. Andiamo. Forza che ce la facciamo. Perfetto, sganciamo il semirimorchio e lavoro completato. Serbatoio da Ginevra a Zurich. 236 km percorsi e macinati e messi a punto in tasca. Dopo circa 4.000 euro e 323 punti di esperienza possiamo ritenerci soddisfatti di completare questo fantastico viaggio inaugurativo della nostra nuova carriera. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi, e ancora auguri di buon anno e soprattutto auguri di buon Natale. Ciao a tutti dal vostro Edward Van Helgen.